amici di Radio Chef, ben ritrovati in una nuova puntata del nostro programma, frizzante come la primavera che sta arrivando, ma frizzante soprattutto come il carnevale. Lo sapevate infatti che nel Medioevo durante il giovedì grasso era tradizione organizzare banchetti giganteschi dove si mangiavano quantità incredibili di cibo per prepararsi anche proprio, secondo la tradizione, al digiuno della Quaresima. A Venezia, ad esempio, si tenevano vere e proprie gare di abbuffate, mentre a Roma si celebravano sontuosi festeggiamenti tra maiali arrosto, dolci fritti a volontà. E oggi il carnevale entra proprio nel vivo ed è il momento perfetto per parlare di buon cibo in Friuli Venezia Giulia. Oggi puntata ricchissima, parleremo infatti di uno degli eventi più attesi della regione. Questa volta saremo a Pordenone per la fiera cucinare che quest'anno si unisce a Orto e Giardino a Pordenone appunto dal 1 al 9 marzo, ma non solo. Dicevamo che il giovedì grasso il carnevale entra nel vivo, quindi vi sveleremo delle curiosità sulla tradizione. Concluderemo con la ricetta perfetta per chiudere in bellezza la settimana grassa proprio. Ma iniziamo subito con il nostro primo tema, il nostro primo evento. Orto Giardino e Cucinare sono due importanti eventi che si terranno dal 1 e fino al 9 di marzo alla fiera di Pordenone, il meglio del mondo agroalimentare e della gastronomia. Ci saranno protagoniste 14 aziende che fanno parte del marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, e a raccontarci di più proprio su questo appuntamento c'è il presidente della Fondazione AgriFood FVG e insieme anche a Promoturismo FVG, Pier Giorgio Sturlese, dicevamo presidente anche di Bioeconomy FVG. Allora andiamo un po' a parlare del marchio in generale. Gli do subito il buongiorno e il benvenuto. Quali vantaggi porta per le aziende che lo conoscono ma anche per il pubblico? Buongiorno, grazie per la domanda. Sì, il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia è un marchio che è nato del 2020, nato per cercare di trovare uno strumento che potesse dare inizialmente una mano durante il periodo del Covid alle aziende per commercializzare i propri prodotti in un momento, in un periodo in cui c'erano diverse restrizioni, e poi è cresciuto fino a diventare un marchio che è un po' una cosa piuttosto unica a livello nazionale, che garantisce l'origine, la territorialità, ma soprattutto la sostenibilità delle produzioni agroalimentari regionali. Di questo marchio possono fregiarsi e farne richiesta tutte le imprese del settore agroalimentare, ma anche le imprese del settore della ristorazione e della distribuzione, il tutto molto coerente con quello che sono anche le strategie a livello comunitario, tra cui in primis la Farm to Fork, quindi il cercare di trasferire con un senso di origine, di tracciabilità e di sostenibilità i prodotti dal campo alla tavola. È un marchio che si sta facendo sempre più strada, sono sempre di più le persone che conoscono, anche lo conoscono in giro per il mondo. Noi di Radio Chef siamo felicissimi di essere parte della famiglia Io sono FVG con il marchio proprio al nostro programma, e quindi questo sottolinea anche l'importanza proprio di fare squadra, di continuare questa condivisione, questo supporto tra le aziende per portare avanti il nome del Friuli Venezia Giulia. Essere poi in un'unica area espositiva alla Fiera Cucinare è una grande opportunità proprio per i produttori. Qual è l'obiettivo di questa partecipazione e cosa dobbiamo aspettarci da queste giornate della vostra presenza alla Fiera di Pordenone? L'obiettivo di queste partecipazioni fieristica, insieme a tutto il calendario di manifestazioni a cui partecipiamo insieme a Promoturismo FVG, è proprio quello di dare anche un valore alle aziende che sono dotate, che si fregiano di questo marchio. Un valore che viene rappresentato dalla partecipazione collettiva all'interno di una manifestazione fioristica sotto il cappello di Io sono Friuli Venezia Giulia, e quindi molto importante per rappresentare un'unità di intenti, rappresentare un territorio e permettere alle aziende, oltre che di poter presentare e commercializzare i propri prodotti, anche di raccontare la storia di un territorio, la propria cultura, perché il cibo e le produzioni locali rappresentano anche la nostra storia e le nostre tradizioni. Bello, molto bello portare, dicevamo, il nome del Friuli Venezia Giulia in giro anche in questo modo. Poi, piccola curiosità, ci saremo anche noi di Radio Chef alla fiera Orto Giardino e Cucinare, noi di Radio.0, ma dico noi di Radio Chef perché subito dopo l'inaugurazione di sabato 1 marzo alle ore 13, proprio nell'arena dedicata agli show cooking, ci sarà il nostro show cooking intitolato La cucina mitteleuropea
di Radio Chef. Vi porteremo in viaggio tra i sapori della Mitteleuropa in occasione anche di Go 2025. Ci sarà la chef Chiara Canzoneri del ristorante Chincaglieria Gastronomica di Gorizia e poi gli ingredienti dell'azienda agricola del Zotto Luca di Cordenons, con cui realizzeremo 3 piatti della tradizione. Quindi non mancate, bisogna prenotarsi per questo evento, e per questo vi lascio anche al sito della Fiera di Pordenone, al sito in particolare di Cucinare. Nella sezione potete prenotarvi. Ringrazio già tutti quelli che si sono prenotati, si sono accaparrati il proprio posto, ma continuate perché ci sono ancora alcuni posti disponibili per assaggiare anche le delizie di chef Chiara Canzoneri. Ma poi continuando anche con gli appuntamenti in programma in occasione di Cucinare, domenica 9 marzo in particolare ci sarà una tavola rotonda, uno show cooking con i prodotti del Friuli Venezia Giulia. Questo lo chiedo ancora al nostro Pier Giorgio Sturlese. Quanto è importante farli conoscere, non solo esponendoli ma anche proprio facendoli assaggiare, soprattutto raccontandoli al pubblico, raccontando la loro storia? Beh, è molto importante. Alla fiera in particolare Cucinare parteciperanno 14 realtà imprenditoriali, copriranno diversi settori produttivi, il settore orticolo, vitivinicolo, della carne, degli insaccati. Ad esempio all'interno di questo settore ci sarà un prodotto IGP, la pittina della Val Tramontina. Ecco, ci saranno delle produzioni che queste 14 imprese racconteranno, come vi dicevo prima, in un modo che non è solo una modalità per poter vendere i propri prodotti, ma è anche proprio per raccontare le proprie origini e il proprio territorio. Inoltre organizzeremo anche una piccola tavola rotonda in cui racconteremo proprio l'esperienza del marchio Sono Friuli Venezia Giulia, le novità anche che riguarderanno il marchio per il settore food, su cui stiamo lavorando quest'anno, e che rappresenteranno anche uno strumento per le aziende per poter ottenere dei vantaggi dal punto di vista creditizio, perché stiamo lavorando per fare in modo che questo sistema che garantisce la sostenibilità sia sempre più forte e solido. E poi attraverso uno show cooking racconteremo anche come questi prodotti che rappresentiamo nella fiera sono assolutamente versatili anche per gli utilizzi in cucina e nella ristorazione. Grazie a voi, vi aspettiamo. Grazie a Pier Giorgio Sturlese, che è il presidente, come dicevamo, proprio di AgriFood FVG, anche in combinata con Bioeconomy FVG. In questo spazio, in collaborazione anche con Promoturismo FVG, troverete anche tutte queste bellissime aziende alla fiera di Pordenone in occasione di Cucinare. Io saluto anche lo chef che sarà protagonista dello show cooking di domenica 9 marzo, che è il nostro Federico Mariutti dell'Osteria Turlonia di Fiume Veneto. Lo saluto e lo rincontreremo poi a Pordenone. Lui volto, ma anche soprattutto cucina del territorio, e ambasciatore di Promoturismo FVG e del marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia. Ma continuiamo il nostro percorso e questa volta ci tuffiamo in una delle giornate che continuano a festeggiare il gusto. Infatti, in particolare in America, ieri si è svolto il Pistacchio Day. Ci sono tantissimi amanti del pistacchio, in questo periodo è qualcosa che sta spopolando veramente tantissimo, e chi siamo noi per privarci di una ricetta proprio a base di pistacchio? Ve la voglio raccontare. Questa ricetta arriva proprio da Pordenone. Angie ci ha proposto il suo salame al pistacchio. Se state pensando al salame al cioccolato, questa è la versione più pistacchiosa. Vi serviranno 200 g di mascarpone, 100 g di zucchero a velo, 60 g di riso soffiato oppure 250 g di biscotti secchi tritati, 200 g di crema spalmabile al pistacchio e 60 g di granella di pistacchi. Versate in una ciotola il mascarpone, lo zucchero a velo e la crema al pistacchio, amalgamate bene il tutto, vi sporcate bene le mani, poi unite il riso soffiato, i biscotti e la granella di pistacchi, mescolate ancora fino ad ottenere un composto omogeneo. Lo disponete l'impasto sopra un foglio di carta da forno, date una forma cilindrica, quella tipica proprio del salame dolce, avvolgete il tutto con la carta da forno e chiudete le due estremità. Riponete poi in congelatore per circa 4-6 ore, estraete a piacere, ripassate nello zucchero a velo oppure lo completate con un po'
di granella di pistacchio extra e lo servite tagliato a fette, che è il modo migliore per farlo e poi anche per gustarlo. E anche questo un po' il bello della creatività dei nostri ascoltatori, che ringraziamo. Anzi, continuate a scriverci le vostre ricette sul nostro sito radio.0.it, trovate la sezione Radio Chef dove compilare il form e sbizzarrirvi un po', in particolare in questo periodo carnevalesco lo potete fare davvero alla grande. Dicevamo poi del carnevale, facciamo ancora un piccolo tuffo in questa festa. Il giovedì grasso affonda proprio le sue radici nei Saturnali dell'antica Roma. Era questo giorno in cui si festeggiava senza regole, con banchetti, con feste mascherate, proprio come oggi. In alcune città italiane, da Venezia a Viareggio, ma anche qui in Friuli Venezia Giulia, il giovedì grasso segna l'inizio dei festeggiamenti più importanti. Ad esempio, ne parlavamo prima, a Muggia c'è il ballo della verdura, ma ci sono anche le camminate in maschera, ci sono le sfilate in questi giorni. Ma dopo tanto dolce abbiamo voglia anche di un po' di pensare alla fine del carnevale con qualche piatto salato, e questo arriva dalla tradizione carinziana, in collaborazione con gli amici di Mein Sonntag, rivista di viaggi ed enogastronomia della Carinzia nella vicina Austria. Infatti in Carinzia il mercoledì delle ceneri si chiude con un piatto che depura, che ci ricarica un po' dopo gli eccessi del carnevale. Stiamo parlando del Hering Salat, un'insalata di aringhe con patate, verdure e con un po' di maionese. Cosa ci servirà per prepararla? Ci serviranno 200 g di aringhe alla Bismarck, 200 g di aringhe affumicata, 200 g di patate bollite, 100 g di fagioli bianchi cotti, 100 g di sottaceti o giardiniera, 80 g di carote cotte, 80 g di piselli, 150 g di maionese, 100 ml di panna acide, poi 80 g di cipolle marinate delle aringhe alla Bismarck, sale, pepe, senape e uova sode, filetti di acciughe e lattuga per completare, per decorare. Andremo a tagliare a cubetti le patate, i sottaceti e le carote. Tagliate le aringhe a pezzi più grandi, facendo attenzione a rimuovere le lische se non le trovate già pronte. Poi mescolate la maionese con la panna acida, un pizzico di senape, sale e pepe, tritate finemente le cipolle marinate e le unite al composto. Mescolate tutti gli ingredienti con il condimento, lasciate riposare in frigorifero per qualche ora e servite guarnendo con le uova sode, le acciughe e a piacere anche la lattuga. Un piatto così particolare, saporito, perfetto per chiudere il carnevale, sicuramente con gusto. E se volete provarlo proprio nella tradizione a 360 gradi, andate nella vicina Carinzia e godetevi festeggiamenti di carnevale anche lì, con tantissime sfilate, tantissime maschere e tantissima tradizione. Trovate tutte le informazioni anche sul sito di Mein Sonntag e sulle pagine social. Direi che per questo nostro appuntamento è tutto, ma vi aspettiamo collegati anche domani, perché festeggeremo insieme proprio il carnevale nella tradizione culinaria, dal mare alla montagna, in una nuova puntata qui con Radio Chef. Grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci anche sulle nostre pagine social e buon gusto a tutti qui in Friuli Venezia Giulia. Radio Chef, sfida all'ultima ricetta.